Eccolo, eccolo, è arrivato Mario, vedi? Dove vai? Ma no, ma ti prego anche tu! Sta giocando a Pokémon! Porco! Figa giù che c'è! No! Buono! Fermatelo, vi prego, fermatelo! Buonasera! In questo caso ci stava un bel hashtag boia porco però! Vieni in postazione, ma che fai? Buonasera, benvenuto! Piacere, Mario di Paolaro! Mario, Ma ciao. tu sei quello della birra, no? Mi ricordo male! Quello di Lupolo qua! No. L'aveva già detta lui la battuta, però era buona! No, è buona, è buona. Posso mettermi le cuffie di One? Anche le cuffie. Vai. Ecco! Allora, caro Mario, Ecco, questi che sono importanti per me, no? Poi c'è anche la vegetale. Ah, perché lui c'ha tutta la tabella. La lavagnetta. Il bello di Mario che viene qua, si Sono ferma anche gli proprio errori, a casa sua. Anche gli errori. Certo, sono di Paolaro, mica ho fatto scuole alte. Vabbè, cosa c'entra, scusa? Volevo fare subito un complimento perché è un po' di volte che vengo in questo studio. Ormai Finalmente c'è la patata. Non è quella bigodia, Però, bisogna in questo caso, Cotretti, tu che mi segui. Sì, io ti seguo abbiamo sempre. la patata giovane. Giusto? E abbiamo quella stagionata. Basta, dico giusto. Dici giusto. Basta, cosa dici? applauso. Applauso, E allora. comunque credo che siano state le signore hanno accompagnato le nipoti, credo, in questo caso qui. Non è vero, sembrano sorelle, sembrano. Cosa Sono di dici? sorelle, non hai visto che quella di destra ha già messo a posto la dentiera 3 volte, ha 60 anni! Ma no, è che 2 sono di Godia e le altre 2 di coso, Di Ospedaletto. Sai che c'è la patata, dopo una certa età c'è anche il but, probabilmente un po' più avanti, dai! È simpatico, dovresti però. sapere. Lo so, perché lì a Paolaro ci abbiamo di quelle patate! Pensa In un questo po', caso Claudio. Basta, Tu Pino hai- Vescovi! Tu hai studiato, vero, per fare attore di teatro? Sì, sì. Hai fatto una scuola. Lui è così naturale, pensa certo, un po'. certo. guarda che roba. Sì, mia mamma mi ha fatto così, cosa ci devo fare? Ma ti piace il mio giubbotto? Sì, L'ho abbastanza. preso qui sotto, loro lo sanno già perché lo sì, dico io. Sappiamo già. Ma dai. guarda qua che c'ho le palline della naftalina, che così stanno lontane le tarme, no? Allora, veniamo a noi. Mi avete visto che sono entrato col telefono, volevo fare la gag, ma Della? del Pokémon. no? Ah, Perché- sì. Ma lui non sa dove lavoro io. No. Faccio Dove il- lavori? Faccio il montatore di mobili, lavoro per quella signora di Gemona, per la Redomeno. Oh, sì. Quella che dice sempre vi aspetto, no? È presente? Come no? ecco. L'ha detto meno? Ma se ne inventa una ogni settimana. Sai cosa ha pensato questa settimana? No. Ha pensato che siccome abbiamo aperto, oltre a Gemona, abbiamo aperto un negozio a Asti, no? Ad Asti? Eh sì, perché ci stiamo espandendo, no? Perché lei ha preso coraggio, con l'ultima offerta che abbiamo fatto la settimana scorsa abbiamo aperto anche Asti. no? Bene, dai. Tengono caldo queste cuffie, però vai avanti. E In quindi? caso mi tolgo il giubbotto. No, Scena della per l'amor scorsa del non cielo. era- Allora, no, la Inguardabile. signora lì ad Asti cosa ha pensato? La moda per portare la gente a vedere la mostra, sai che adesso che tutti quanti bravo, hai messo la musica, è bellissima questa. Allora, no? Ma per quelli a casa sentono. E allora ha pensato di stare alla moda, se le famiglie ci hanno i bambini, no? Giusto. Un bambino è un peso, c'è poco da fare, no? Piccolione. Ma no, perché? No, Ma non vabbè, si- dai, non si insomma. dice, È dai. la verità. A noi Allora, due, però, intanto. Ce li ho anch'io i bambini, presso io un tema insomma. Allora ha pensato di fare la moda dei Pokémon, no? Ha fatto una joint venture, come si dice lì in americano. Hai imparato l'inglese, Bravo, bravo. bravo. Sai che faccio scuola adesso, sto imparando, no? Comunque insomma si è messo d'accordo con quelli del gioco lì, Onani, come si chiama, lì di Pikachu. Sì, e sì, insomma ha riempito tutti i mobili che ci sono presenti, li ha riempiti di Pikachu, no? No, Tu vai ad Asti, sono tutti che vanno in giro così in cerca del Pikachu, no? Ma è cosa intelligente, cosa che ha pensato? Beh sì, lei? interessante. Trovi un Pikachu, sono 100 Ma anche a Udine, vedi un sacco di gente che gira come dei mona. Vedi che sa lui, è uno che sa. Tipo dei Pokémon. Esatto, praticamente sì. Sì, Sembra sì. che una sia stata Cosa investita. dici? per Ci questo. mancava questo, ci mettiamo un hashtag giù del semmia in questo Veramente ci sta, ecco. ci sta, ci sta. Allora, Ma Asti, lì che avete il negozio avete degli Astig. no, però, è simpatico però, Si sono trovati. Allora, comunque, insomma, 100 euro per chi trova un Pikachu di sconto su... Ride. Hai La capito? verità. Se 100 va euro con di Pikachu, il sconto. bambino va dalla mamma. Mamma, 100 euro, no? 100 euro tradotto per quelli che non sono del Friuli. Sì. Se invece sei fortunato trovi il Pikachu quello che dice ti aspetto, vinci la cucina, vinci! Incredibile. È vero, vinci la cucina! E allora c'è lavoro perché ti capi
capitato anche di andare in giro a montare dei mobili, apri la porta, vengono fuori sti tramai che corrono dappertutto, no? Tramai, È un attenzione. casino. Tramai vuol dire? Bisogna spiegare cos'è Tramai è un tramai. oggetto piccolino che dà fastidio, tradotto per voi che siete vabbè. lontano. Va ecco. bene. Bene. Bene, quindi questa è la novità della settimana. Il Pikachu, come sempre, noi di Via Aspetto siamo duri al pezzo. Ecco. Arredo meno. Bravo. Arredo Mamma mia. Bene. Bravo. Senti, io ti ho Ma attimino, toglimi. Per cortesia, una Perché scena c'ho questa bellissima camicia bruttissima. orellata che l'ho presa in un altro negozio che sempre Comprata, questa vuol fiera, dire adoperata. Ecco, Indossata. È fantastica, ho speso 12 euro, era un Sì. affare perché hanno detto che era in vendita dell'82. Gira l'aria, vero? Sono quegli anni lì. Questa- bella, è bella. Io sai a chi gliela darei questa? A Mercù che aveva caldo prima, con questa stava fresco. Bene, grazie